Come da tradizione quest'anno si terrà la 17ª festa della Poenta. Come avverrà questa manifestazione? Beh, innanzitutto anche quest'anno siamo alla 17ª edizione. Quest'anno ci saranno dei cambiamenti della collocazione della festa, in quanto stiamo lavorando per la ristrutturazione, per la sistemazione della Piazza Indipendenza, verrà svolta in via Cesare Battisti, cioè, per dare qualche riferimento a chi ci ascolta, sarà la distribuzione dei piatti sotto i portici della Cassa di Risparmio, che arriveranno quasi al caffè Roma. Ma prima ci sarà un convegno particolare proprio su questa festa. Sì, c'è il convegno sulla polenta bianca del bianco perla, che è un prodotto nostro delle terre qua nostre, e quindi vogliamo utilizzarlo e renderlo valido per abbinarlo a qualsiasi piatto, in modo da darle un futuro, anche se è un po' ristretto, di darle un futuro molto valido. Il convegno verrà fatto sabato 8 e ci saranno vari relatori che nella sua vita hanno potuto avere conoscenza e lavorare con il bianco perla, quindi proporranno, diranno quello che si può fare con la farina bianca del bianco perla. Io quello che mi sento di dire, di invitare la gente non solo a mangiare alle 4, ma anche a mezzogiorno, perché a mezzogiorno ci sarà un piatto tipico, che ci sarà la famosa poenta con i bigoli in salsa e poi l'anitra in umido, che ha avuto un grosso successo l'anno scorso. Abbiamo voluto farlo, cioè l'abbiamo chiesto alla Proloco di ripeterlo anche quest'anno. Io quello che mi sento, e questo veramente di cuore, a nome mio, a nome dell'amministrazione, di invitare più gente possibile di venire a questa manifestazione. Io ringrazio tutti i cittadini che vorranno partecipare, anche perché abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dei piatti come l'anno scorso. Uno compra un piatto, consuma un piatto 4,5 €, una bevanda 1 euro. Io a nome dell'amministrazione ringrazio tutte le persone che vorranno partecipare, ma un ringraziamento lo rivolgo anche agli uffici del comune e alla Proloco, che è sempre stata vicina a me e io vicino a loro, per organizzare questa manifestazione. Grazie.